Ragazzi, c'è posta per me. Chi mi avrà scritto? Siete curiosi? E pulì. Carissima Maria, prendi carta e penna che la ricetta te la diciamo noi. Aggiungi una manciata di pomodori secchi, le nostre olive nere, un filo di olio colato per trasformare la tua focaccia in un capolavoro. Che ne dici? Ci mettiamo all'opera? E come che ci mettiamo all'opera? Pigliate carta e penna e venite appresso a me. Oggi facciamo una focaccia con olive nere e pomodori secchi. Iniziate a prendere un chilo di farina 00, 700 ml di acqua tiepida, 10 grammi di zucchero, 20 grammi di miele, un filo di olio, questo me l'ha mandato Granata, questo non è olio, è oro culato, guardate che bellezza e che profumo, e 10 grammi di lievito di birra fresco e abbiate a fare un mesca Francesca. L'impasto ha raggiunto questa consistenza, vedete? Unite 20 grammi di sale e altri 100 ml di acqua e continuate a impastare. L'impasto, vedete, ha raggiunto questa consistenza, significa che è pronto per fare ninna nanna. Ragazzi, è pronto un bello giriruoglio a sentimento, facete la croce, fate sempre la croce sul vostro impasto. Ecco qua, un po' di pellicola sopra e adesso ninna nanna fino al raddoppio del volume. Tempo, mi sono snocciolata le olive, mi sono tagliata i pomodori secchi di Granata, sempre un filo d'olio oro colato e adesso li lascio così finché la focaccia non è pronta. Guardate qua che magia, l'impasto è raddoppiato di volume, siamo pronti per fare la nostra focaccia. Prendete una bella placca, sempre un filo d'olio oro colato e la inzevate. Dopo che l'avete inzevata bella bella, la sciorignate con le mani. Adesso ci buttate tutto l'impasto nella placca. Ecco qua, la focaccia è pronta, olive e pomodori secchi. Ecco qua. E adesso la mettiamo a crescere in forno un'altra mezz'oretta. Eccola qua ragazzi, è pronta. Adesso accendetevi il forno a 180 gradi per 40 minuti. Ogni tanto datela da un occhio. Eccola qua ragazzi, è pronta. Assaggiamo. Ecco qua ragazzi, guardate che bellezza. 1, 2 e 3. La lascio così perché me la voglio sgranocchiare. Semplicemente semplice. L'altra metà vi faccio vedere mo a buttunam. Prosciutto crudo. Ecco qua. È una burrata. D'olio oro colato. Adesso assaggiamo. Signor Granata delle olive, spero che questa ricetta ti è piaciuta. Signor Granata, piglia carta e penna e fate sta focaccia.